Quando una donna muore per mano di chi dovrebbe amarla, a pagare il prezzo più alto sono anche i suoi figli. Nel nord-est sono 39 i minori oggi orfani di femminicidio, di cui 9 in Veneto. Vite che chiedono protezione immediata, ma senza un registro nazionale resta difficile tenerne traccia. A Padova l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Ordine degli Assistenti Sociali ha acceso l'attenzione sul tema con il convegno Femminicidio e Orfani Speciali, tutele, prevenzione e interventi integrati, il secondo dopo Verona nel 2024. Per gestire questi processi è necessario focalizzarsi su un presente e su un futuro che solo una rete di curanti, una rete di istituzioni sociali, educative, sanitarie, psicologiche e giudiziarie possono e devono andare a ricostruire e ricompattare insieme per loro. E allora abbiamo deciso di fare questo evento per andare a mettere in dialogo tutte queste realtà, per metterle in dialogo con quelli che sono i portatori di questo tipo di esperienze, le associazioni come l'associazione Olga, mettere insieme gli ordini professionali, mettere insieme la politica per cercare di costruire soluzioni insieme che ciascuno di questi attori istituzionali da solo faticherebbe a trovare. Psicologi, assistenti sociali, avvocati, magistrati, forze dell'ordine, rappresentanti del Tribunale e della Questura di Padova hanno messo a fuoco strumenti, percorsi e responsabilità per garantire un sostegno concreto e tempestivo a questi orfani invisibili. Un'inchiesta, 23 audizioni, 15 punti programmatici, 15 punti che parlano di economia e finanza, parlano di aspetti psicologici, parlano di norme, ma soprattutto un indirizzo per intervenire attraverso il patto di corresponsabilità che riguarda famiglia, scuola, società civile e politica su degli orfani che vengono definiti speciali e a cui tutti noi dobbiamo attenzionare. A portare la sua esperienza anche Giuseppe Del Monte, orfano di femminicidio e oggi presidente dell'associazione Olga, che porta il nome della mamma uccisa dall'ex marito. A me è mancato tutto, nel senso che non c'era neanche il termine femminicidio, quindi noi eravamo i cosiddetti orfani invisibili, quello che per l'istituzione non esistevamo, io e i miei fratelli, quindi in quegli anni, stiamo parlando del 1997, non c'era proprio la cultura del prendersi cura delle vittime collaterali che un femminicidio purtroppo provoca. Quindi oggi fortunatamente non è più così, abbiamo dato anche un nome a questo reato che è il femminicidio, quindi di conseguenza ci sono gli orfani e stiamo lavorando insieme alle istituzioni come associazione al riconoscimento di tutta una serie di diritti che questi bambini e soprattutto le famiglie che se ne prendono cura devono avere.